insomma, adesso però. Chi parla? Come? Chi parla? Chi parlerà? Non lo so. Chi parla? Come? Chi è che parlerà? Io l'ho visto a porta questo signore. E come si chiama? Il nome non me lo ricordo, però. Lui lo sa. Chi è che parlerà? Lo conosco questo, l'ho visto via. Il nome? Samuri. Ecco, ci siamo arrivati. Il generale Samuri, un banchiere con la fregola della politica che vuole mettere in soffitta i colonnelli del PDL, schiera le sue truppe a Chianciano. È pronto a marciare, a conquistare alla testa dei suoi moderati italiani in rivoluzione la leadership del partito a Roma, con o senza primarie. Ma lo sai che i colonnelli del PDL non la sopportano? No, non lo so. Lo dico io, non leggo sui giornali. Posso dire una battuta? Se fosse vero, potrei fare una battuta altrettanto cattiva, direi. Lo sanno molti colonnelli del PDL che la gente non li sopporta più? Si può dire che da qui comincia oggi la sua rivoluzione? Da qui comincia la mia rivoluzione. E qual è il suo primo punto di battaglia, diciamo così? Primo punto di battaglia, creare una società che, eliminando le disuguaglianze, consenta la ripartenza. E che ci fate qua? Lei lo sa? Non so. Me lo dica. Tra poco ci sarà. Chi? Chi Sorpresa. Ma da dove comincerete questa rivoluzione voi moderati? Da dove cominciamo? Non lo so, dica lei. Dai patrimoni, da tutto. Assolutamente. Dei ricchi? Dai ricchi. Farete piangere i ricchi? Assolutamente sì. Grazie, buongiorno.